Intanto andiamo da Luisa Codato. Allora, Luisa Codato, lei dice che il pericolo c'è. Sì, il pericolo c'è, senz'altro. E dico, da quando è stata chiusa dalla magistratura, da quando è stato chiuso questo deposito, è calato un silenzio assoluto anche da parte della nostra amministrazione. Per cui noi cittadini, visto quello che sta succedendo in questi ultimi anni poi in Italia, no, ci siamo preoccupati e abbiamo chiesto notizie precise al sindaco. E le notizie precise sono se siamo sicuri che non ci siano inquinamento delle falde nella zona, se la zona, noi abbiamo chiesto, è stata disinquinata, cosa succederebbe, questo vorrei proprio che venisse messo in seria considerazione, cosa succederebbe se il fiume Zero tracimasse. Ma questo, se lei lo ha chiesto al sindaco, io credo che il sindaco abbia solo aperto gli occhi, l'abbia guardata, ovvero lei dice, sindaco, fatti portavoce, esiste un comitato del... Esiste un comitato del quale noi non facciamo parte neanche uno dei tre, ma dopo la chiusura della nuova ESA così non è che si sia sentito molto il comitato, ma non voglio... È andato tutto nel dimenticatoio. L'accusa che oggi noi scopriamo, è che tutto è andato a tacere. A tacere, esatto, e noi non vogliamo invece che vada tutto a tacere, perché il pericolo c'è. Dico, le esondazioni che abbiamo sentito in questi giorni, quello che è successo l'anno scorso, 30 morti in 3 mesi ci sono stati in Italia, ecco. Sempre dopo avevamo segnalato, però nessuno si è mosso. Allora manca l'informazione, certo. Non si sa, soprattutto da quello che abbiamo capito, da quello che ci hanno fatto capire queste semplici interviste molto molto belle, perché i cittadini dicono, ma speriamo che qualcuno controlli, speriamo che qualcuno sappia cosa c'è a Marcon. 6.000 tonnellate di rifiuti, mi permetta Codato, di rifiuti che non si sa più cosa valgono in termini di pericolo. Silvio De Zacchi. Infatti noi non sappiamo esattamente cosa ci sia attualmente dentro quel recinto. Noi chiediamo al sindaco attuale, uscente perché il prossimo anno aprile sarà un altro nuovo, di intervenire. È inutile che facciano giornalini con la fotografia degli assessori, del sindaco, eccetera, eccetera. Devono fare i giornalini con scritto cosa stanno facendo sul territorio di Marcon per salvare la nostra salute. Bene, Luisa Codato. Ecco, io vorrei riprendere da dove ho lasciato il discorso, cioè l'anno scorso, dopo che abbiamo mosso un po' le acque, c'è stato un incontro pubblico tenuto dal sindaco e dall'assessore all'ambiente. Io vorrei solo leggere una frase che fa un po' raccaponare la pelle, detta dal sindaco. Allora, il sindaco ha affermato che l'ARPAV dice le analisi dei prodotti all'interno del capannone non hanno consentito di determinare con esattezza... Lo lega bene perché... Allora riprendo, l'ARPAV ha dichiarato le analisi dei prodotti all'interno del capannone non hanno consentito di determinare con esattezza le sostanze che compongono tale ammasso di rifiuti, ma trattandosi sicuramente di prodotti tossici, l'ARPAV ha classificato tale materiale al massimo della pericolosità. Questa è una dichiarazione fatta dal sindaco pubblica. No, è una dichiarazione che dice che l'ARPAF ha detto questo. Che mi sembra... Quindi l'ARPAF, attenzione, perché allora andiamo in regione. Esatto. Saltiamo pie pari anche la provincia qui, mi sembra. No, domando. Con questa dichiarazione. Poi ci sono anche cose che riguardano la provincia, dette sempre dal sindaco in quell'occasione, e che la provincia... Sì, vabbè, ma anche Monti ha detto che le province spariscono, andiamo alla regione. Ecco, la regione attraverso l'ARPAV si è dichiarata così. La provincia è venuto fuori che non si è fatta dare la fideiussione, il che è molto grave. Per cui in quell'occasione una tecnica è intervenuta e ha detto che lei ha avuto l'incarico di andare ad analizzare cosa c'è dentro a questo deposito e che ha trovato i fusti pieni di materiale che non corrisponde assolutamente all'etichetta esterna.
credo che siano dichiarazioni gravissime. Attenzione perché qui la Luisa Codato con Silvio De Zanchi stanno facendo una denuncia molto precisa. Si dice che i tecnici pagati dalla regione, l'ARPA, sono entrati, hanno fatto dei controlli a campione e questi controlli a campione hanno detto che c'è pericolo. Primo, non si sa cosa c'è esattamente. Perché? Perché nei campioni che hanno fatto, correggetemi se ho capito male, nei campioni che sono stati fatti dove c'era un'etichetta che diceva all'interno di questo bidone c'è il liquido X, invece non c'era traccia di quell'X, ma c'era Y. Ho capito bene? Sono due cose. L'ARPA va detto che ha fatto delle analisi e che i prodotti tossici non erano classificabili. Mi dica quella del bidone, che non hanno trovato il bidone, non l'ha letto lei appena? No, adesso sono... Sì. In quell'occasione, nell'incontro che è stato tenuto dal sindaco con la cittadinanza, il sindaco ha dichiarato appunto che l'ARPA... No, la signora mi interessa. Ecco, la signora era presente in quell'incontro, una signora che nessuno conosceva, per cui non è una signora dell'ARPA, è una signora... Allora, ancora più grave se mi dice sì, che non è una... No, sì. Ma è ancora più grave perché allora chi va a fare i controlli? Non si sa chi va a fare i controlli? Uno può entrare a caso? No, Come no? I controlli fatti da quella signora erano stati autorizzati da una ditta che doveva subentrare alla nuova ESA e aveva mandato... sì, dopo... Allora, c'è un caos completo. Allora, esatto, noi stiamo andando verso la chiusura, ma allora, attenzione. A Marcon, ma peccato perché noi abbiamo avuto il sindaco ospite proprio ultimamente e non conoscevamo l'ESA, quindi non abbiamo fatto questa risposta. Io però mi preoccupo molto perché pensate quante ESA ci saranno in giro. Qui per fortuna c'è stato un processo e quindi la cosa è ancora un po' viva, non hanno pagato una fiduzione, ma io vorrei sapere dalla regione, dall'ARPA, c'è questo pericolo? E poi tutto il resto viene di conseguenza, perché se è vero, Marilena Nicolai, lei come vive? Cambia casa o... Marilena Nicolai? No, non cambio casa, non ho nessuna intenzione perché a Marcona insomma sto bene, nonostante si sia modificata negli anni moltissimo. Chiedo solo la rimozione dei rifiuti. Il prossimo anno a maggio ci saranno le elezioni del nuovo sindaco. Mi auspico che al primo punto del suo programma ci sia la questione. Allora, scusi Marilena Nicolai, sì. Il sindaco non può fare niente, ma non questo, neanche quello che arriverà, non lo dico io, attenzione, lo dice sì. Luisa Codato. Luisa Codato dice le responsabilità sono provincia e regione. A questo punto bisogna, Presidente Zaccariotto, pronto? Pronto Presidente Zaccariotto? Cosa succede? Credo che la richiesta anche delle interviste che abbiamo sentito, una relazione dei responsabili. Oggi i responsabili sono provincia e regione. Codato, dico bene? Sì, noi abbiamo subito. No, perché se noi continuiamo a dire il sindaco De Zanchi infatti, e la Nicolai dice il prossimo anno ci sono le elezioni, sì. Prima del prossimo anno tocchiamo ferro, incrociamo le dita, viene un'alluvione, l'altro giorno voi non lo sapete ma avete avuto un'alluvione di 1,5 metri, sì. Marcon, vabbè, le esagerazioni di... Allora, non mia, una telefonata che... Vabbè. Allora, no. Il pericolo è latente, soprattutto la popolazione non è informata. Allora io ne butto lì un'altra goccia in questo mare di dubbi. Questo territorio, questo terreno è raggiungibile anche dai giovani? Oggi noi leggiamo tutti i giorni nella cronaca che i 12, 13, 14, 15 anni l'età ormai è incontrollabile, le persone vanno, si muovono, toccano, fanno. È raggiungibile quella zona dai giovani? Sì, perché no? Sì, è raggiungibile questa zona dai giovani, è raggiungibile da chiunque, perché c'è una strada che porta, c'è un cancello, uno può scavalcare il cancello, come diceva prima De Zanchi, scavalca il cancello e va dentro. Una cosa forse non abbiamo anche precisato. È un punto morto, la strada muore col cancello della nuova ESA, pertanto uno può fare quello che vuole, perché non passa più nessuno di notte col buio o una situazione...
Quindi è accessibile. Anche dall'autostrada, se vogliamo, possono passare. Ma vabbè, ma i giovani magari non vanno in autostrada. Arrivano se è comodo, non c'è il pericolo che qualcuno vada a portare via. C'è il pericolo che qualcuno vada anche a giocare con roba. C'è il pericolo che qualcuno vada ad aggiungere ulteriori. Esatto. Esatto. Ecco, io volevo chiudere, se posso, con questo discorso, no? Noi chiediamo qual è l'ente che dovrebbe gestire questa situazione a questo punto. Abbiamo detto la regione, la provincia, però vogliamo saperlo in modo ufficiale, rendendoci conto che non può essere il comune di Marcon l'ente che a proprie spese dovrebbe asportare i prodotti di bonifica, perché il costo è stato anche quantificato in 6 milioni di euro per la bonifica e per portare via i prodotti. Ma io credo che i soldi... No, io dico... i soldi per me non esistono. Neanche per me. Scusatemi se sono No, fatto ma neanche così. per me. Però il comune non li può. questi 6... Allora, abbiamo letto l'articolo che quello ha fregato 3 milioni di euro a due eredi, quell'altro ha venduto appartamenti. A me impressionano i 10.000 euro, i 5.000 euro, non soltanto i 6 milioni. Però se veramente c'è un pericolo, a Marcon abitano 16.000 persone, se veramente c'è un pericolo, che lì c'è un fiume, ci sono delle acque che si muovono, ragazzi, ma vi rendete conto? Sì, ci rendiamo conto. Leviamo lo stipendio a qualche parlamentare e abbiamo trovato i 6 milioni di euro. Allora, si vedono anche le fotografie, si vedono, dalle riprese si vedono le situazioni dell'autostrada, del fiume e del ristoccaggio. Se noi ritorniamo su quelle, vediamo lo stoccaggio è 1 metro il fiume, pertanto il pericolo esiste. Purtroppo siamo in chiusura. Sì, Io ringrazio Matteo Zanetti che ha voluto questa trasmissione, che ci ha portato queste immagini, e noi con la felpa andiamo in chiusura, però do naturalmente la possibilità di salutare e di lanciare un ultimo messaggio. Avete 30 secondi a testa. Silvio De Zanchi. Niente, chiediamo che chi deve fare queste situazioni, deve intervenire, intervenga, magari tramite il nostro sindaco, che è il nostro primo responsabile sanitario locale, si dia da fare a trovare chi deve comportare, chi deve risanare questa situazione. Luisa Codato. Ecco, noi chiediamo che l'amministrazione sia a fianco dei cittadini e tutti assieme si faccia fronte comune, perché chi ha inquinato e chi ha gestito ed autorizzato tale scempio nel nostro territorio adesso risponda sotto tutti i punti di vista, sia finanziariamente, sia legalmente, sia in tutti i modi. Ecco, noi questo chiediamo alla nostra amministrazione. Marilena Nicolai. Ma credo non ci sia da aggiungere altro. Luisa Codato ha fatto Matteo ha fatto la richiesta, per cui non posso altro che accodarmi a queste parole. Ecco. Troppe volte i nostri amministratori fanno finta di non sentire. Oggi abbiamo bussato alla porta del comune, ma il comune ha aperto subito un'altra porta, ha detto provincia e regione. C'è una bomba o non c'è una bomba? Zaccariotto, Zaia, la popolazione vuole una risposta. Zaccariotto, Zaia, siete mai venuti a Marcon? Avete mai preso possesso delle carte dell'ESA per capire, per vedere? Paolo Lavorato con Nicola, con Alex e con tutti gli altri che ci danno una mano vi saluta, vi dà appuntamento dal lunedì al sabato dalle 7.56 alle 8.55 in diretta sulla digitale terrestre C71. Ciao!